Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un aggiornamento sull'emergenza siccità. Sono in arrivo 92 milioni di euro in Sicilia per realizzare infrastrutture idriche prioritarie. Questo è il primo stralcio di finanziamenti destinati ai 49 interventi per un totale di 1,6 miliardi di euro inseriti nel piano idrico della regione. Sarebbe stato più di uno il colpo letale per Aldonaro, il giovane medico ucciso in una discoteca di Palermo nel 2015. Lo hanno detto in aula rispondendo alle domande degli avvocati i consulenti medici nominati dai familiari della vittima. Restiamo a Palermo, dove proseguono le indagini sul decesso dell'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto in auto nel maggio scorso. Sulla fascetta di plastica attorno al suo collo, solo tracce di DNA della vittima. Sembra confermata quindi l'ipotesi del suicidio. Adesso ci spostiamo a Messina. Un bimbo di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere accidentalmente caduto nella piscina di un agriturismo di Caronia durante una vacanza con i genitori. Chiudiamo con il meteo. Possono tirare un sospiro di sollievo i siciliani che almeno per la giornata di domani faranno i conti con un caldo meno intenso rispetto a quello degli ultimi giorni. Resta alto comunque il rischio di fiamme sull'isola. La Protezione Civile ha diramato un'allerta incendi arancione su tutta la regione. E con questo è tutto. Prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.